onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Godo, cioè quando Francesco ci mette queste musiche, queste canzoni, eravamo qua che ballavamo lento, io e Beppe, without the face, no, che dopo mi inviti a ballare. Lo so che tu sei uno che stringi, non ti basta, un tempo si ballava anche lontano. No, così con te si balla così per forza. Perché c'è la pancia. L'hai detto tu. mi faccio le autobattute. Buongiorno, buon appetito. Sammy Varin, Potere al Popolo, tra pochissimo partiamo, ragazzi, tra pochissimo ci divertiamo. Guarda che parla Francesco, dici. Il microfono! Ma a lui piace strano, gli piace tenerlo un po', perché fa figo, messo come lo mette lui. Sai quegli americani, American Boy, si prendono il microfono, si girano, e poi si nascondono qua dietro. Cucù, sono qua, mi vedi? La versione dell'uragano. Ti ricordi Good Morning Vietnam? Santa polenta. Tra poco partiamo, Potere al Popolo, certo, con Sammy Varin, ma prima lo sapete, è tutto un magna magna, ve lo ricordiamo ogni giorno, ve lo ricorderemo ancora per qualche giorno, poi chissà, ricordiamo che cosa bolle in pentola, signori, soprattutto cosa bolle in pentola sul famoso sito ormai famoso di Radio Libertà, perché la nostra radio non è soltanto radio, non è soltanto televisione, ma è anche un sito internet di controinformazione. Chi manda avanti questo sito? Tutti voi, tutti noi, coordinati da Beppe Braga. Eccolo lì. Leo, buongiorno. Ciao caro. Poco filo americano quest'oggi. Io giammai è noto che io non sono filo americano, giusto? Un bellissimo maglioncino con la bandiera americana che uno dice, va che bello. Alla grande. Come le Kunshai. Come le Kunshai, esatto. Rispetto a me che ho la felpa con la famiglia, tu sei molto più serio. No, che tu sei un bravo ragazzo, si vede. Sì, bisogna dirlo e ricordarlo ogni tanto. Cosa bolle in pentola? Intanto io mi siedo e facciamo vedere il nostro sito. Facciamo vedere il nostro sito, va bene, dai. Allora, cosa bolle in pentola? Bolle in pentola che questa mattina abbiamo fatto, il direttore Giovanni Sallusti ha fatto un commento sulla consulta. Sapete che c'è questa questione, no, del membro della consulta, quello di nomina parlamentare, il terzo di nomina parlamentare, e c'è un braccio di ferro, no? Dopodiché Ellis Lam ieri ha detto, no, alla TV che la destra, il centrodestra vuole colonizzare, impadronirsi delle istituzioni italiane, e questa è una cosa che si sente un'indiana la Schlein. Che sensazioni potrebbe avere quest'oggi? Cose che, e ve lo dico tra parentesi tonde, quadra e graffe, agli italiani non fotte assolutamente nulla. Chiuso la parentesi, ma faccio finta di non aver detto nulla. Allora, rimanendo però alla bolla della politica, bisogna dire che i giornali questa mattina, ovviamente soprattutto i giornaloni, quelli che si insalottano con il centro-sinistra, no? Hanno cominciato a lanciare gli strali, perché pare che questo, il fatto che il centrodestra gradirebbe esprimere un giudice della Corte Costituzionale che fosse riferibile all'area del centrodestra o comunque non del centro-sinistra, pare che secondo i giornali sia una attentata alle istituzioni repubblicane. No, come se l'arco costituzionale fosse un mezzarco costituzionale, no, all'altra parte no. No, è uno strappo praticamente, perché ovviamente un giudice della Corte Costituzionale è una figura di garanzia. No, vabbè, comunque siamo in mezzo il tribunale delle leggi, ricordiamolo, lì vanno le leggi e si decide se una cosa è costituzionale, quindi si rispetta la nostra Costituzione oppure no, quindi una roba importantissima. Sì, comunque la ruota del caravanserraglio antifascista, no, contro l'occupazione dell'istituzione da parte della destra, no, dette al plurale, perché le destre così sono di più e fa più effetto, no? Noi siamo le destre, in questo momento siamo le destre. Esatto. La cosa, però la cosa divertente è che in realtà fa sì che questo microfono
sarebbe fastidioso, e che fa sì che noi Per possiamo favore, gli può dare un microfono gelato così lo lecca anche no, mentre se parla, un microfono prego. gelato poi mi fa freddo, poi dopo si rovinano i microfoni se li metti in Ma si frigo. scioglie soprattutto, Che qui fa cosa un orribile. caldo, Ma è gelato ragazzi. sì, ma mica vabbè. Allora allora no, stavamo parlando di questa cosa, di che a un certo punto, cioè il discorso è che il discorso del mancato coinvolgimento dell'opposizione in realtà è una cosa che afferisce prettamente alla sinistra, perché, per quello che riguarda le figure di garanzia, no, la sinistra ha sempre avuto una primazia, no, Carlo Azeglio Ciampi nominò, Giovanni Maria Flick, no, che era stato ministro del governo Prodi, e, è stato presidente della Corte Costituzionale anche Giuliano Amato, che noi ricordiamo tutti, che da Presidente del Consiglio, no, padre più o meno nobile del PD, che da Presidente del Consiglio nottetempo si intrufolò nei conti degli italiani, no? E per non parlare del Presidente della Repubblica, parliamo di Giorgio Napolitano, no? Figura storica del PC che nel primo mandato venne eletto con i soli voti del centro-sinistra, no? Senza che il centrodestra venisse coinvolto, e lo stesso, no, è valso per Sergio Mattarella, per l'attuale Presidente della Repubblica, no? Hanno perfino provato a rifilarci Prodi, poi ci sono stati 101 voti che hanno scongiurato la cosa. Però è ancora lì, non è mica detto che... Insomma, praticamente sono anni, forse lustri, che il centro-sinistra si vota da solo tutte le istituzioni, no? E nel momento in cui la maggioranza cambia, il centrodestra incomincia a chiedere qualcosa, loro gridano allo scandalo, questa è l'ipocrisia. E questo, signori, è una cosa che gli italiani frega fino a un certo modo, ma è ancora una volta ritornare su questa ipocrisia della sinistra e come ha detto il nostro direttore, la consulta imparziale solo se viene decisa dalla sinistra, altrimenti no. Così come altre argomentazioni, sapete bene, se non c'è dentro la sinistra... cos'altro? Dai, ma la cosa che ci interessa un pochino, forse interessa un pochino di più la gente, no, è il fatto che a Bologna la questura ha notificato, sta notificando adesso un decreto di espulsione dal territorio italiano di Zulfikar Khan, originario del Pakistan. Perché è interessante? Ciao Zulfikar. Ciao, Peccato per il nome che suonava anche benino, però ma quello insomma, che dai, nei diceva... limiti. Che cos'è che ha di interessante questa cosa? Il fatto che lui è un imam di una moschea di Bologna, che era noto per essere uno che durante i suoi sermoni inneggiava alla jihad, alla guerra santa, alla guerra contro Israele, contro l'Occidente, discorsi di fuoco contro l'America, festeggiava il pogrom contro gli ebrei del 7 ottobre. Li faceva in italiano. Però e io lo apprezzo per questo, perché ha avuto anche più coraggio degli altri che questo parlavi anche un po' con l'accento bolognese. E quello comunque è un problema. Dico bene che io i gay li odio. No, magari... Comunque sta di fatto che questo potrebbe essere il primo di una lunga serie, anche perché noi abbiamo un problema su questo, sul controllo di quello che viene detto degli imam, che cosa viene detto nelle moschee praticamente, no? E nei centri islamici che sono pseudoculturali, no? Passano per centri culturali, in realtà sono centri di istruzione, di indottrinamento in molti casi, e uno dei grossi problemi, per l'appunto, come dicevi anche tu, è riuscire a capire la lingua, perché tanti invece ne parlano in lingua loro, no? In arabo, e quindi diventa difficile riuscire a capire esattamente che cosa dice, battaglie no? della Lega, signori, che forse adesso portiamo avanti ancora con più forza, visto che siamo al governo con un bel centrodestra, e magari riusciamo anche a far rispettare meglio queste leggi, perché prima si diceva ma poverini, mettere le telecamere, ma la privacy, controllare meglio, perché spesso e volentieri a questi centri culturali ci sono collegate le madrasse, dove si insegna questa cultura e questo odio occidentale ai ragazzini. Ma guarda un po'. Guarda, e anche se vabbè, c'era anche l'Oriana Fallaci, no? Che diceva che l'odio, l'innesco della predicazione, no? Dell'odio anti-occidentale comincia proprio lì, no? Cioè comincia proprio nella predicazione. E comunque, ovviamente c'è già un bel sommovimento di azioni fasciste, mancanza della libertà di espressione, no? Ma a parte che i fascisti nemici della libertà sono loro, perché sono quelli che istigano all'odio, no? E poi
non è necessario neanche a spingersi tanto in là, basta fermarsi a Karl Popper, no? Quel filosofo, politologo austro-britannico che disse questa cosa, un padre del liberalismo, e questo lo leggo perché è un virgolettato che mi sono segnato. Se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro l'attacco degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi. Questo è il paradosso della tolleranza di Popper. Quindi, e questo è sufficiente per non solo giustificare, ma anche rallegrarci del fatto che il signor Khan sia stato rimandato al suo paese, no? E augurarci che altri che si comportano nella stessa maniera seguano la medesima strada. Mi raccomando, quindi tolleranza sì, ma non verso gli intolleranti. E questo è l'appello che vogliamo fare, cercando di lanciare un messaggio anche di pace. Chissà se un giorno riusciremo a guardarci intorno e dire, beh dai, siamo tutti in pace, è un momento bello. Noi ci speriamo, anche grazie alla controinformazione che quotidianamente facciamo, cercando di far capire dove può stare la verità, che non ce l'abbiamo sicuramente in tasca noi, ma diciamo qualcosa che gli altri non dicono. Fatevi un giro sul sito radiolibertà.net e scoprite un'altra fonte di informazione. E fatevi un giro anche al Magna Magna. Beh, è chiaro. Abbiamo delle sagre bellissime che ci sono adesso. Il mangiare come una volta, apparso da qualche Lo trovate giorno sul sito, ovviamente, no? Cioè 7 giorni a mangiare come una volta. E sai perché io dico questo? Perché mi hai contagi. E sai perché mi contagi? Perché chi va al mulino si invarina. Vedete, io rimango senza parole, è un mio discepolo arrivato apostolo da pochi mesi, seguace, e insomma, e tra poco sicuramente l'allievo supererà il maestro, ne sono certo, e quindi starò io ad ascoltare i tuoi sermoni. Vai tranquillo. Sermoneggio già, comunque sta già sermoneggiando. Sermoneggio. Ora va avanti a sermoneggiare di là. No, vado a mangiare adesso. Mangia, intanto sermoneggia mentre mangia. A bocca piena, perfetto. Grazie Beppe Braga. Grazie a tutti, grazie Sammy, a buon domani. lavoro, buon lavoro e buon ascolto a voi, signori. Questo era solo l'inizio. Tra pochi minuti parte la trasmissione ufficiale di Sammy Varin, Potere al Popolo, con tanti ospiti, con collegamenti con le regioni, ma soprattutto con voi, cari ascoltatori, che potrete entrare in onda con me chiamando al numero 0292947222. A tra poco.